Eccoci, ben ritrovati. Questo secondo video legato al rapporto tra arte e dittature, che fa parte sempre dell'argomento avanguardie del Novecento. Adesso andiamo a parlare di architettura razionalista, detta anche movimento moderno, che è un grande contenitore che racchiude più gruppi di architetti e più sottocorrenti. Ma cerchiamo di dare un'immagine chiara e semplificata. Abbiamo qua due immagini, quelli che in tutti i libri di scuola praticamente vengono usati come modelli dell'architettura razionalista. Ville Savoye di Le Corbusier a Parigi e Casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright. Due case che sono due manifesti. In particolare, Pierre-Edouard Jeanneret, detto Le Corbusier, architetto svizzero-francese, padre dell'architettura razionalista, nel 1931 realizza questa che è una casa di vacanza, una casa di weekend in periferia di Parigi. Il termine razionale, razionalista, cosa mi fa venire in mente? Mi fa pensare all'ordine, alla matematica, alla geometria. Un altro nome con cui veniva chiamata questa corrente era anche funzionalista, che quindi mi fa pensare a funzione, a un uso. Esatto, i richiami sono corretti. Quindi l'architettura razionalista è un'architettura che mette insieme una serie di caratteristiche legate al mondo della meccanica, al mondo della matematica. Che forme hanno questi due edifici? Prevale il parallelepipedo. Cos'è che hanno tolto rispetto a un'architettura storica? Pensiamo all'architettura neoclassica, alla rococò, ma anche a quella precedente. Hanno tolto, sì, l'estetica, l'abbellimento. Qua è strutture e materiali moderni, cemento armato, intonaco, struttura portante e forme squadrate. Anche se devo dire questa di Wright negli Stati Uniti è già un po' diversa. Vedete? C'è della pietra che però è solo un rivestimento e c'è un contesto naturale. Le Corbusier è il padre di quella corrente che può essere definita funzionalista, proprio che si ispira alla meccanica. Le Corbusier dice: la casa è una macchina per abitare. E questa sua casa, che è un manifesto per lui dei suoi 5 punti della nuova architettura, si contrappone un po' all'idea di Wright, perché se la villa di Le Corbusier potrebbe essere costruita dovunque, è universale, questa di Wright è pensata esattamente per quel posto, quel bosco in Pennsylvania, su questo torrente, costruita sulla roccia su cui si basa anche questa cascata. Una casa di vacanze, la famosa Casa sulla cascata. Entrambe sono oggi dei musei visitabili. Possiamo quindi dire che l'architettura razionale si sviluppa tra le due guerre mondiali ed è praticamente la base del costruire moderno. Ciò che noi oggi costruiamo, ciò che noi oggi facciamo, i nostri edifici con i telai, con gli scheletri in cemento armato, in calcestruzzo armato, sono tutta una derivazione di questo modo di pensare. Funzionalista, il legame tra la forma e la funzione. Nessuna estetica è necessaria per abbellire l'edificio. Il motto appunto è: la casa è una macchina per abitare, con riferimento alla bellezza di automobili, aerei e navi. Le Corbusier dice, in maniera in un certo senso futurista, dice: un'automobile ci appare bella, un aereo ci appare bello, una nave ci appare bella, ma non vengono progettate per essere belle, vengono progettate per essere funzionali, per svolgere la loro funzione, per volare in sicurezza, per trasportare persone sul mare. La loro bellezza deriva dalla meccanica, e quindi perché anche una casa non può essere bella semplicemente per la sua bellezza strutturale? Questa è l'idea di Le Corbusier. E quindi le caratteristiche generali di questa corrente architettonica possono essere così riassunte: prevalenza della forma
della geometria pura, assenza di decorazione superflua, strutture in cemento armato, uso in generale di moderne tecnologie industriali, acciaio e vetro. Le due principali sottocorrenti sono l'organica, quella di Frank Lloyd Wright, che usa anche materiali locali, per esempio la pietra per il rivestimento, e un certo legame comunque alla tradizione costruttiva dei luoghi. Lui, che è statunitense, fa una serie di opere che vengono chiamate le case nella prateria, perché c'è un richiamo un po' alla casa dei pionieri americani. Invece Le Corbusier, europeo, la sua idea di funzionale, appunto l'ispirazione al mondo della meccanica. Dicevamo le due case manifesto, quella di Le Corbusier con dei pilastri che la sollevano dal terreno come fosse una palafitta, quindi con l'idea di non essere attaccati al terreno per motivi di salute, all'umidità del terreno, le finestre continue a nastro perché a questo punto la parete non è più portante ma è semplicemente una chiusura, un tamponamento, il tetto piano perché non c'è più la necessità strutturale del tetto a falde, tetto piano che diventa solarium. Le Corbusier, ispirandosi, vediamo se capite a cosa, progetta poi dopo la seconda guerra mondiale anche l'unité d'habitation. Ne fa una a Marsiglia, in Francia, e una anche a Berlino. Sì, assomigliano un po' alle case popolari di oggi, certo, è un po' la base, un po' l'archetipo di quello che poi è diventato il grande condominio anche molto criticato delle nostre periferie. Però lui parte da un concetto diverso. Assomiglia, guardiamo bene anche questi camini, assomigliano a una nave, a quelle che allora erano le navi di linea. Quindi lui appunto dice, cos'è una nave se non un grande condominio che sta navigando? E quindi facciamo i condomini come fossero delle navi. Ecco qua la sua ispirazione. Ed è un po', ripeto, il modello di quelli che poi saranno i grandi condomini delle periferie di tutta Europa, nel bene e nel male. Ed è particolarmente interessante analizzare il caso italiano. Infatti, quando l'architettura razionalista, il cosiddetto movimento moderno, arriva in Italia, a un certo punto incontra il regime fascista. Abbiamo detto che tendenzialmente i regimi totalitari tendono a tombare, cioè a soffocare le avanguardie, perché vogliono un'arte di cui siano sicuri la direzione intrapresa, vogliono un'arte controllabile. In un certo senso il fascismo prova a ingabbiare e controllare queste avanguardie, quindi abbiamo visto nel video sul futurismo come a un certo punto negli anni 30 e 40 ci sia un'estetica futurista che però diventa un futurismo di Stato. Accade qualcosa di simile anche con l'architettura. Il fascismo quindi cerca di coniugare, di mettere insieme le idee innovative dell'avanguardia con cosa? Guardiamo questo edificio che è un po' il simbolo di quello che poi verrà chiamato stile littorio, cioè lo stile razionalista italiano. Abbiamo una struttura interna che è in cemento armato, ma rivestita in pietra bianca, quindi un rivestimento un po' tradizionale. Guardiamo l'arco, è l'arco romano, ma non c'è la colonna, non c'è il capitello, è stato pulito dal punto di vista estetico, tipico del razionalismo, ma assomiglia per caso a un monumento molto noto? Che dite? Sì, è il Colosseo. Questo edificio è il Palazzo della Civiltà Italiana, chiamato anche il Colosseo Quadrato, una sorta di versione razionalista del Colosseo. Si trova all'Eur di Roma, inaugurato nel 40, anche se finito poi dopo la guerra. L'Eur è il quartiere, la sigla sta per Esposizione Universale Roma, che avrebbe dovuto ospitare nel 42 un'Expo molto importante nel ventennale del regime fascista. L'Expo non si interrà, ovviamente perché nel 42 si era in piena guerra, ma questo quartiere poi diventerà un'importante zona direzionale a Roma. È un quartiere che ho approfondito nella mia lezione sulla storia della città e sull'urbanistica. Vi lascio il video qua sopra nelle schede. Bene, quindi il fascismo cerca di mettere insieme la tradizione italiana
con l'innovazione, diciamo, tecnologica ed estetica del razionalismo. Altro esempio, sempre all'Eur, Palazzo dei Congressi, anche qua finito dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove vediamo la colonna, diciamo, la colonna classica che viene semplificata in una sorta di elemento circolare ma privo di ogni decorazione. Altro esempio molto importante, la città degli studi, questa è l'Università La Sapienza, sempre a Roma, inaugurata nel 1935, con come architetto principale Marcello Piacentini, che è stata, oggi diremmo, l'archistar, il principale architetto dell'epoca fascista, il principale architetto di questo stile che viene chiamato anche stile littorio. Quindi vediamo un uso della forma squadrata tipica del razionalismo, però un richiamo sempre alla classicità, seppure semplificato, pulito da ogni estetica. Questo, vedete, richiama un po' un ingresso di un tempio, sebbene appunto razionalizzato. Dicevo prima che avevo fatto un video sull'urbanistica, sulla storia della città, abbiamo parlato in quel video anche delle città di fondazione. Ecco, Sabaudia, una delle città che il fascismo fonda in Lazio, nell'Agropontino, e anche Sabaudia è un esempio di come il razionalismo italiano cerchi di recuperare gli esempi storici. Qua vediamo che il riferimento sono le torri medievali o rinascimentali, i palazzi civici rinascimentali che avevano il campanile sostanzialmente, e quindi il municipio piuttosto che il Palazzo del Fascio, quindi la sede del partito fascista, sono edifici che spesso hanno come elemento rappresentativo un torrione che può ricordare la storicità italiana del Medioevo o del Rinascimento. Questa esperienza è un'esperienza molto significativa, molto importante. L'Italia e anche le ex colonie italiane sono piene di esempi di questo stile, che è proprio un esempio di come uno stile internazionale possa poi diventare locale. Soprattutto è un interessantissimo esempio di come un'avanguardia sia riuscita a entrare in contatto con un regime totalitario che ha cercato di ingabbiarla secondo quelle che erano le sue idee. Però certamente un esempio unico e particolare nel panorama delle dittature europee di quel periodo. Bene, spero che questa lezione sull'architettura razionale, sul movimento moderno e sulla particolarità dell'architettura razionalista in Italia vi sia piaciuta. Se così fosse, mettete un like e ci vediamo al prossimo ultimo appuntamento con le avanguardie del Novecento per parlare di surrealismo in pittura. A presto!